I dati forti dell'economia trevigiana sono i macchinari industriali che attualmente vanno ancora bene. C'è un dato complessivo che ti dice che c'è un calo del 9% in questi primi mesi. Bisognerà valutare appunto se è un calo dovuto a un settore particolare che oggi non ho identificato, oppure è un dato generalizzato dovuto dall'eccessiva crescita magari dell'anno scorso. Ci sono stati paesi come l'Inghilterra dove l'anno scorso siamo cresciuti del più 24%. Oggi forse anche l'effetto dell'uscita dell'Unione Europea dell'Inghilterra sarà da valutare nei prossimi 2 anni. Cosa succederà nello scambio del commercio internazionale. Il Prosecco è uno di quei capitoli positivi delle nostre esportazioni. Noi abbiamo superato abbondantemente la Francia e altri paesi nell'esportazione del Prosecco. In Inghilterra va una fetta consistente del nostro Prosecco e quindi la preoccupazione dei coltivatori e dei produttori è forte. Non so valutare se questo avrà un'incidenza, dipenderà dagli accordi che si faranno con l'Inghilterra e con la Comunità Europea.